Futuri scenari con scene di un film però già scritto e visto. È bastato il Ponte dell'Immacolata per mostrare momenti di assembramenti, di infinite colonne d'auto, di una montagna presa letteralmente d'assalto, neanche fosse stato un liberi tutti, incurante della pandemia in corso. Sull'argomento è già intervenuto in maniera vigorosa anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha detto state a casa. Il timore è che scenari simili si ripresentino presto, visto l'avvicinarsi delle festività. Noi siamo preoccupati da un punto di vista sanitario. Di fronte, insomma, al continuo aumento dei contagi, la gente sembra, insomma, che viva nella totale indifferenza. La situazione è difficile, abbiamo moltissime persone che sono impegnate in campo sanitario per salvare la vita delle persone e tanti altri invece vivono questa situazione ignorando il pericolo, continuando a fare ovviamente ammassamenti. E un appello nuovamente vigoroso perché quel film non abbia da ripetersi. E l'appello che posso fare ai tanti abitanti di questa regione è di utilizzare la testa, di usare la testa, non solamente i semplici cittadini, ma anche gli esercenti di tante attività commerciali. Capisco che le festività possono essere un momento per recuperare una parte delle risorse perse nei mesi scorsi, però attenzione, rispettiamo le regole, soprattutto contingentiamo le persone all'interno di negozi e dei locali commerciali, ma soprattutto alle persone dico evitate gli affollamenti e soprattutto in momenti difficili anche da un punto di vista meteorologico, evitate di andare a affollare la montagna.